i giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti paroli a cristare, un sogno cittadella, un voli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Allora, saluto a tutti e apriamo oggi un ciclo di conferenze di un centro culturale universitario, chiamato ciclo di stonde, e per questa prima, dunque, ci campiamo, posto che abbiamo un piacere tanto di ricevere a Diego Gutier, che ci ha da parlare oggi di modo abbastanza globale, rifinito e analitico dell'opera di Marie Susini. Allora, in un primo tempo, per appena a stonda, leggo ciò che ti hai proposto Caponanzi. A sentire l'opera di Marie Susini portava stampa di sua predestinazione isolana. Ma sarà stata proprio isolana Marie Susini? E sarà una delle questioni che tu ci dovrai rispondere. Femminista, è sicura che ha marcato il XX secolo con la varietà e l'originalità della sua produzione letteraria, ma ci vuole pure a ricordarsi che da riconoscersi prima di essere stata riconosciuta, gli si parea d'obbligo di scappare ma senza gappiare, premurosa d'allargare l'orizzonte soio, rompe o allenare e stanghe di traizione, di miseria, di castighi. A chiusura isolana, s'avangardista, tanto più nagerbita che le femmina, la a sua Itaca nativa a Corsica. Una partenza scelta, ma di a Corsica non si è mai spiccata. Né di cuore, né di mente, né destro liderato. Dunque, a passi, a fette, e una volta nel questionamento che tu poni qui, ha altre questioni per sviluppare appena a problematica, si può dire che è una problematica Marie Susini rispetto a espressione, a letteratura espressione corsa, eccetera, e poi immaginare di Corsica di noi. Ma forse che in un primo tempo potremmo presentare appena l'autore e la sua opera, no? Sì, allora l'autore è un autore corsa di Vigo, se mi ricordo. Di Corsica soltanto, direi. Per parlare, diremmo, di un spartimento abituale d'oggi. E allora ammento questo perché chi è difficile di pensare a un'unità di Corsica di già oggi è difficile, perché si vedeva che tutti i giorni c'è questa specie di passe bene tra le due parti di Corsica che facciano a un momento dato pensare a una specie di opposizione quasi a due isole differenti, due regioni differenti. Ben che lo ci sia da poi un bel pezzo, ma un'unità di Corsica. Dunque, c'è questa specie di opposizione che noi potremmo ritrovare non solo oggi in De Marie Susini, ma ieri di noi, e anche se lo si regola più là, forse c'è un momento che a Corsica stessa non esiste più, in un certo modo, non esiste più. Allora, chi è a parte di letteratura questa problematica così, è ciò che non da poter. Dunque, per buttare la questione iniziale, Marie Susini opera e come di scrivana francese, scrivana corsa. Ti lascio rispondere a te perché
una scrittore corsa di una scrittore, perché potremmo aumentare, mettiamo, ciò che lei l'italianità, ciò che lei è a mediterraneità, attraverso la questione come che sono tante, sia da Marie Susini, sia da uno che ci ha fatto conoscere assai a Marie Susini, a Angelo Rinaldi, Angelo Rinaldi, Angelo Rinaldi. Si può pensare che lui c'è un pluralismo, c'è un pluralismo che è a tempo intrattenuto e a tempo contrariato tra ciò che si chiama l'ideità, che definisce un insieme geografico, ma di non culturale, che è a tempo che si può vedere, ma a tempo che si può contestare. Perché chi con lo si rigola appena, si rigola appena in del tempo, si vede che quando la Corsica è francese è pure un bel pezzo, ho corso un'amica sa riconoscenza che dovrebbe essere globale, naturale. In che fetta di tempo scrive Marie Susini? Principia a scrivere negli anni 50, no, se non mi sbaglio? Principia a scrivere negli anni 50 e c'erano 11 romanzi, c'erano 11 romanzi che sono da 53, mi si pare, fino a 80, 86, 87, 88. Dunque c'è una vetta quantunque che incavalca appena un riacquisto, ma che globalmente un centro in subirino. Penso che non è mica tocca da Orino, dall'idea corsa di 70, non è mica tocca Marie Susini. O sì, non la so, sei tu che rispondi. Io non so se le tocca o come le tocca, tocca e tocca, ma come accetta la fa? Io potrebbe dare qualche risposta pigliando una lettera che l'ha mandato so più di che anni. Beh, da ciò che tu mi hai detto negli anni 80, quando tu l'hai domandato di venire in Corsica. Allora, per questa, se lo si vuole ammentare questa, ci vuole ammentare quello che ci ha giocato, diciamo, di passaggio, e questo si chiama Angelo Rinaldi. E io quando ho scoperto a Marie Susini e il lavoro che noi facciamo, ho provato a farla bene e per questo mi sono indirizzato a Angelo Rinaldi, che sapeva che era un amico. E l'abbiamo mandato di venire a parlarci dello e di Marie Susini. Posso ripigliare forse al principio, mi ha mandato 2 lettere lunghe. Qui dunque di scrittura di Angelo Rinaldi. Qui di scrittura il 24 ottobre 1983 mi risponde a una lettera che l'abbiamo mandata dove avevo invitato a Ello per parlarmi di Marie Susini, mi aveva detto così prima e poi dopo
l'11 d'ottobre 83 mi aveva risposto così: cher Jackie, perché lo conosco da poi il pezzo, cher Jackie, il n'est pas aisé d'opposer un refus aux gens que l'on aime, d'avoir l'air de faire obstacle à leur projet, surtout quand il s'agit d'un projet comme celui-là, dont on est soi-même, somme toute, un des bénéficiaires. L'avevi inventato all'Università di L'avevo Corsica? invitato all'Università di Corsica. Tempo che ne eravamo a palazzo sempre, in quadro di studi di corsi, di un centro di ricerca qua su. E che ha ricusato di bene, non vedo mica queste cose, perché tanto potrebbe essere ancora appena, come dire, Fastidioso. fastidioso. E d'altronde mi aveva autorizzato, di salutare così, mi aveva autorizzato a dire, il va sans dire, cher Jackie, il va sans dire que je t'approuve de faire connaître la région qui m'empêche de participer aux journées que tu organises. Éventuellement au sujet des textes, toutes les interprétations, tous les contresens, et je m'étonnerais de nier lorsque dans l'université Freud a pris la place dévolue jadis à Aristote, mais sur mon attitude je ne voudrais pas qu'on se trompe. Eh bien, ci vuole sapere che Marie Susini, che mi ha dato bisogno di una nominata, ha fatto con me. Ha ricusato di parlare in Corsica. In Corsica davanti gente che li interrogherebbero nella sua produzione di letteratura. Allora, come spieghi tu questa attitudine, questo comportamento? Spiego come che è una reazione contro il riacquisto. D'accordo. Un riacquisto e le sue proposte. E allora mi face un affare che è chiaro che sono italiani che sono all'appoggio, diciamo, di un riacquisto linguistico in particolare e tutto ciò che è, diciamo, una conseguenza di ciò che si reclama in un riacquisto e in particolare la conoscenza e la lingua. D'accordo, ma Pugliano quantunque avena, Angelo Rinaldi non si trattava mica dello all'epoca, ma Marie Susini da scrivana, e scrivana, mettiamo i virgoletti, da scrivana d'origine corsa, Puglia all'università Noa Vramonti all'epoca, Puglia avene quantunque è interrogato da scrivana francese a presentare appena sopra, senza cercare un riacquisto. Sei tu che hai detto? No, perché ella è venuta, la ricevuta in Bastiglia e poi è sortita a solitudine con una collega dell'università parigina che la frequentava, no? E sortita a tempo spaventata e ingiuriata di ciò che era vicino. Ma è sortita e ha detto no, un bene mica a parlare, e poi ha fatto 2 o 3 emissioni a dire corsa ma mica qui. E era l'università che frastornava o... Non ti so dire. D'accordo. C'è un problema sul rapporto sul territorio che non era più usoio finalmente, posto che il tempo era passato e che un riacquisto va già quantunque a sua opera e
buttussavo appena tutto, ci buttavo appena tutto. Ma dopo io volevo guardare Ori a Cristo, come lui si è comportato, per sapere se non ha mica seguitato giusto appunto ciò che era stato messo in ballo sia da Marie Susini sia da Angelo Nani. D'accordo. Ma da banda di attori di Uri a Cristo di l'epoca, di anni 70, c'è una parola, c'è qualcosa che si dice non da Marie Susini o non da scrivani di quest'epoca qui o non da questa maniera di considerare Corsica un po' come certi sono stati disprezzati o stigmatizzati anche in Pepe Uganto, per esempio. C'è stato qualcosa di rimprovero o di rimbicco di Peta a si scrivani qui? C'è una parola di Uri a Cristo? Ci sono stato io di nuovo, quando ho parlato a Angelo Rinaldi e che l'ho rammentato ciò che lo diceva quando noi eravamo in Santa Lucia, l'air de Bastia c'est comme le vinaigre, ça conserve les cornichons. Deve être buono. E più tardi quando hai detto i pastori non parlavano mica vistiavo. Ecco. Ma non so mica, non ci avrebbe mica pigliato come opposizione. Io vedo piuttosto come una specie di spavento conosciuto da persona in te esercente e una volontà a fondo di trovarsi una specie di mediazione ed ancora qua quando mi parla Angelo Rinaldi ci parliamo spesso, non c'è mica opposizione, c'è d'altronde, no, non è mica la legge perché no, se sono affari che si vogliono trovare l'altro, ma se si guarda, admettiamo l'opera di Marie Susini, si vede bene ciò che si passa a un momento che la mette in ballo sul mondo, sul personaggio e di nuovo tutto ciò che è in giro, la zona. Quando si chiama un roman sulla renfermer la Corse, Andiamo a parlare, vai Gibo. La renfermer la Corse, non, je n'ai jamais eu le mal du pays. Et je ne m'étonne plus de la peur qui m'étreint quand je retourne en Corse. C'est à chaque fois la même, la peur de l'enfermement. J'ai été comme un oiseau en cage dans mon enfance, emmuré dans ma condition de fille, prise à l'intérieur de cette cellule aux règles rigides qu'est la famille corse, prise elle aussi dans l'îlot du village, le village bouclé sur lui-même dans un pays tout naturellement isolé, barricadé par la mer. Il est toujours possible de quitter sa famille, son village, mais la mer. Comment la traverser si l'on ne peut compter que sur ses seuls moyens? Les littératures de tous les pays, les pastorales et les paradis perdus. Une île évoque presque toujours l'évasion, la liberté. Pour moi, c'est l'image de la réclusion qui domine. Que l'île se nomme Bali, Chypre ou Phuket, j'ai toujours partout éprouvé la même peur. Sur la terre ferme, où que l'on se trouve, on peut toujours se rendre à Rome ou à Moscou, on peut aller en Chine,
du temps pour se faire user ses forces et sa patience, passer toute sa vie en route. Mais comment échapper au piège de l'insularité? Si l'avion, le bateau que l'on voulait prendre ne peut pas partir. On a beau marcher encore dans une île, c'est toujours la mer qu'on rencontre au bout de son chemin. Ou alors, c'est qu'on a tourné en rond. Bon, continue Dominica. No, ma penso che c'è in satesa qui di Martine Taglia d'Ambacher, dice la pagina 77 che Marie Susini dunque è un carattere femministe et pour l'auteur la femme ne peut être pensée qu'en termes de réclusion qui narregi a proa. Dunque, voltiamo forse per fare la venita sul primo passo qui, a due questioni di principio in un piccolo riassunto che tu fai. A sentire l'opera di Marie Susini portava stampa di sue predestinazioni, ma sarà stata proprio isolana Marie Susini. Qui quantunque è isolana, ma quantunque rieta a sua... rieta l'isola quantunque come luogo di chiusura e soprattutto per una femmina, per una donna. Ma noi pensiamo a uso messaggio, uso linguaggio, ciò che fa uso dialogo, scusate. Ciò che fa uso dialogo è la scrittura. Di scrittura letteraria. Non c'è mica altre cose che queste. E d'altronde di qualcosa che si intravede un premio generale della Francia, un premio femminile. Cauto. Che ha avuto è diventata membro della giuria e segretario. Allora, come si può capire? Non è mica così facile, non è mica una persona che taglia qui e che passa qua là, ma senza scordarsi di qui. A tempo parla di l'isola e poi è isolana, dopo tutta, perché scrive un passo che ti hai citato di quantunque di 1981. Dunque siamo già in un periodo che a Corsica quantunque cerca di rispondere a Marie Susini con una forma di emancipazione. Allora, è vero che gli anni 70 non hanno mica forza insistuto non un statuto di donna, ma è quantunque dopo 68 in Francia, a Corsica conosce quantunque una via, una parola, quantunque di emancipazione. E quando scrivi qui la Renfermée la Corse, è isolana, ma quantunque con una parola sempre di chiuditura e di sguardo dall'isola, che è un po' franca o mare. Allora che noi altri, e tu in letteratura in particolare, un mare diventa ponte, un mare diventa un luogo che si può francare e che ci inserisce al cuore di un Mediterraneo. In un discorso che principia in stani qui e che so di noi l'anni che scrive Marie Susini. Ma se uno guarda l'evoluzione da poi tanto, si vedeva che la letteratura corsa non ha mica scelto una via o l'altra e che si ora giusto appunto di tutto ciò che è possibile, come varie espressioni che prima facevano parte di illusioni, che erano diverse come un corso. Ma è venuto un momento in riacquisto, è venuto un momento che si è parlato di necessità di dare di più, come dire,
consistenza al corso letterario in letteratura. E questo non si è mica provato in maniera completa. È vero. C'è dunque per di solo che se cose così, se reazione di gente come Rinaldi o Marie Susini, non sono mica cose che ci vuole pigliare da una banda di l'altra, ci vuole pigliare come una complessità che ferma un mondo e che ferma oggi, che ferma e che si sviluppa. E c'è dunque una pluralità da riconoscere e da assumere anche in maniera legislativa. E per questo che mi si pare che in maniera contraria a ciò che si pensa spesso, sente questione, si scrittore questione, cioè mica vedere come gente che ricusano una parte korsovna solo per una parte francofona. C'è una dualità che a un certo momento è stata campata come diglossia e che ferma spesso in un'espressione diglossica, ma non è mica diglossia accettata. C'è, al contrario, a riconoscenza di una pluralità assai diversa. Quando Martin tenia d'ambasciare nel 2017 pubblicava un suo libro, dice Marie Susini ou le mystère de la première écrivaine corse. Dunque, le misteri. Perché première écrivaine corse? Perché c'è una riconoscenza letteraria di Marie Susini. C'è appena mostrato Grazia Deledda o... Sono affari complessi, sono affari complicati. Allora, première écrivaine, forse ci potremmo porre una questione qui, première écrivaine corsa, ammettiamo, di espressione francese, può comprare, vogliamo scrivere in da letteratura corsa. Ce n'è altri dopo scrivane, femmine, che ci saranno dopo ella, penso a Marie Ferranti. Penso a Marie Ferranti che pida di un premio prix dell'Accademia francese, ma se noi paragoniamo i due opere, vediamo quanto tutto passo francato tra due scrittori maggiori a letteratura corsa, tra i due Marie, se posso dire, quanto c'è un passo che un rapportato si è assai cambiato. Sicuramente, ma questa corrisponde, mi si pare, all'insieme della storia della Corsica. Quando si piglia, mettiamo ciò che Tommaseo sente e ripiglia, si vedeva che non è mica completamente ciò che esiste in Corsica. In Corsica illebica, perché Tommaseo ci vede soprattutto la continuità dell'Italia e si vede che ci vorrà aspettare veramente 1891, 1881, non so più, per far vedere le prime, veramente, le prime, come di produzione in
in lingua francese attraverso l'imparare la lingua obbligata nelle scuole. Ma tu dici non c'è mica di glussia in dei Marisusini, ma sa continuità? C'è di glussia, ma c'è un passaggio di diglussia accettata a diglussia che già non sta oggi. Ma per rapport a sa continuità con l'Italia, io trovo per esempio in dei mariferanti e in la letteratura corsa, oggi con te di noi, con Fontana d'Altea per esempio, fra altri, e qui in dei Marisusini veramente un spazio che ferma tanto isolato proprio, ma che sviluppa quantunque una certa diglussia, con tutto il talento e la bellezza di ciò che da scrive. E in particolare non te lo passo che hai letto. Ma di noi che siamo idealizzatori. No, non la ligaccia. No, ma c'ho la dire, perché a diglussia idealizzatura forse che la poesia è un tema, ma forse che la mica obbligata a essere un'accettazione. D'accordo. E d'altronde, quando si vede ciò che la dice Marisusini di Adorno, si vedeva che non è mica un'accettazione di Adorno. Voilà, e qui su forse chi ti voglio interrogare o avevo tuo parere in te e forse qui che Marisusina è proprio antivista e femminista, dunque per definizione e si riconosce, parla di rinchiuso, l'aspetti confinati dell'isola a tempo, di un discorso di emancipazione di petto al carattere. E è vero che dopo si riflette a un statuto, a immagine di Adorno, dopo aver acquistato una letteratura che sia di espressione francese o corsa che fosse in ultimi 40 anni, sa immagine di Adorno a forza un'amica travagliata o emancipata, un vigo mica te, non so se tu avevi questa donna nella letteratura corsa dopo tu. Appunto, c'è una continuità che ci vuole pigliare coscienza per forse non so mica se lui ci vuole mettere alla letteratura, a un servizio proprio, questo non so mica, perché ciò che si passa in un intelletto individuale, io non posso mica rispondere in maniera chiara a questa questione così, perché per parlare di me, so leggo ciò che si è passato per me, io la faccio da me, rammento spesso e mi scuso, so ripeto la stessa cosa, ma mi pare importante dirla. Io quando sono entrato in quarta mi sono interrogato per sapere che lingua devi avere come lingua seconda. E la lingua seconda era l'italiano. E io non potevo mica pigliare l'italiano. Non potevo mica, perché quando era Gidello, quando noi partiamo dall'Alzeto a San Martino, c'era sempre un paesano che diceva «Girate un capo che quelli sono fascisti», parlando di isole che si vedono. E allora ciò che mi ha fatto a me rinunciare all'italiano e a pigliare il greco come seconda lingua viva. Viva? Un greco moderno? No, mica moderno. Un greco anziano? Vivo per rimpiazzare l'inglese. L'italiano non volia mica. E mi ci voluto da scoprire un corso dopo per scrivere
aveva già, so più di 40 anni, mi pare, ecco, e a scuola ho imparato italiano tanto, e ho imparato italiano vuol dire conoscere il mondo italiano. Dunque, lasciamo le cose, perché spesso si fa una definizione, per avere una definizione che si vuole una definizione immortale, si dice, bon, se così, no, ci sono le cose. Allora, pigliamo appena i grandi figuri, i grandi temi letterari di Marie Susini per rapporto sempre a ciò che dici d'Ambascier, le fatum, le destin, l'impuissance des personnages, chi si può dire i contenuti letterari, a continuità letteraria, di questi tematiche qui che sono rilevati comunque in quei contenuti d'Ambascier. Io dicerebbe poco fa. Dicerebbe che questi temi gusti sono quelli di ognuno, di noi. Dunque, da questo punto di vista, per te in letteratura corsa non c'è mica compito? C'è mica compito. So posso essere così. Puoi illustrare a Pinuccia, no? Di ciò che tu pensi, impuissance, ripeto, destin, fatum, lo stesso, impuissance des personnages. Non lo so, io trovo nell'ultimo libro che ho letto il primo di Ferrari. Trovo questa ogni pagina. Dunque, mi aveva appena dato una larghiera. Ripiù sempre il tuo passo di principio, una partenza scelta, ma di agorsi non si è mai spiccata, né di gore, né di mente, né destro letterario. C'è una corsica, ed è una corsica inferno qui, perché il paesaggio conta assai e Marie Susini è un po' sta in Corsica che nella letteratura e più fisicamente, più in Europa. Io sento un affare che si passa qui, ben a dire, un'isola da lontano, ma un'isola in dentro a persona. Allora io questa aiuterebbe da ogni persona che chiappa da ciò che si chiama l'elite. Conosco, come tutto ognuno, una massa di gente che capiano la Corsica come metodano e che conoscono la Corsica meglio spesso che i corsieri stessi, che sono capaci a parlare di quelli, stiamo a bocca aperta a Montaelli perché chi hanno una conoscenza della Corsica spesso meglio che noi che siamo tutti i giorni in un paese, ma di noi in una società e che li sentiamo in certe sono buttati in paese e poi dopo li sentiamo a Corsica nella via Stella e tanto per la memoria la sera e dicono come è cambiata la Corsica, come le chiuse, come le deserta, invece che prima era più prima. Si sente tutte le sere, sa fare così. E non è mica vero in ogni luogo. Spesso ciò che è vero è che la persona è invecchiata. E la persona che è invecchiata spesso si è scordata di usare esilio.
scelto, che ha fatto tutta la sua carriera di lavoro. E venuto da lui, spesso si sente queste cose queste. Il est proprio strano, proprio strano. Il è impressionista. Bon, tocchiamo oggi a Vina di studiarlo. Ti vogliamo porre una questione per rapport ai temi di noi di Dambaché, qui che identità letteraria si può dare a Marie Susini? Qui ti leggo una piccola passata di Martine Tania Dambaché. Pour la plupart des écrivains corses, la description de l'espace physique, à la fois représenté et représentant, et celle de l'île, il y a des guillemets, et celle de l'île recroquevillée sur elle-même, enclave rétive à toute communication extérieure. La Corse de Marie Susini, où la fatalité devient réalité pour chacun des personnages, reste fermée au hasard, au caprice et à la contingence, souligne Marguerite Amaras. Pour cette chercheuse sarde, qui depuis des années étudie les productions littéraires corses, sardes et siciliennes, les textes de Marie Susini sont empreints de son appartenance à l'île, de sa prédestination insulaire. Qui n'est pas si vous tout donc l'identité littéraire de Marie Susini. L'identité littéraire de Marie Susini, c'est comme l'identité littéraire de tous les Corses. Je ne parle pas de la valeur littéraire, je parle de l'identité, la manière dont elle s'exprime. J'ai l'impression qu'elle est partout pareille, que l'île est considérée souvent comme un enfermement ou comme une ouverture. Tout dépend du regard. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, au sujet de regarder l'île, regarder la mer. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut faire de la réalité littéraire une réalité qui n'est pas réelle, qui n'est pas la copie, mais qui est une espèce d'interprétation. Et l'interprétation dépend de chacun. Mais ce chacun dépend de l'endroit d'où il vient, de l'éducation qu'il a reçue, des contacts qu'il a pu avoir avec l'un ou l'autre. C'est très complexe, très complexe. Et il faudrait que la critique littéraire prenne en charge tout cela. Alors que très souvent, nous suivons une école qui nous demande de faire ceci ou cela, etc. Et c'est pourquoi mes deux interlocuteurs, Ange Rinaldi et Marie Susini, ont eu la même réaction. Et je crois que toute personne qui serait interrogée de la même manière aurait la même réaction. J'en connais beaucoup. Dunque, infatti, non potremmo mica dire che l'isola, senza il suo carattere molteplice, che è una permanenza, non potrebbe esistere in letteratura. Infatti, l'isola interna che conta, cioè, se mi posso permettere di mettere in prospettiva appena ho pensato, l'isola interna che conta e che dopo dà una forma letteraria e contenuti letterari. E l'isola, di questa maniera, non si può mica agguantare, è insaisissabile, se capisco tutto ciò che sviluppiamo, ciò che tu sviluppi tu da voi. Ma per me è chiaro, sognare mica s'accosta di un corso a un momento dato, in maniera completamente inaspettata. Tanto non scrivo mica. Allora ti lascio la responsabilità di ciò che tu dici, ma sono d'accordo con te. No, è una maniera di mettere in sintesi.
Forse un'ultima questione, prima passare a una vera ultima d'apertura tra letteratura, un corso in francese, forse a forza di un paesaggio, ti leggi un paysage complice, dit Jean Bachy. L'espace saisi par l'imagination ne saurait être indifférent et ne peut être livré à la mesure et à la réflexion du géomètre. C'est un espace vécu, hein, si vous écrivez Gaston Bachelard. Marie Souzini semble, elle aussi, chercher un espace dont elle pourrait se réclamer, un lieu imaginaire auquel s'identifier dans son immense désir d'errance et de retour à ses origines. È chiaro, siamo tutti così e ci vuole la parrocchia, la rete e accettare questa complessità. Invece che anche le scienze dette esatte si sbagliano quando le giocano. Invece c'è una continuità. C'è una continuità che la sicurezza ogni persona. Ma comunque io mantengo che per rapport al paesaggio campato, ciò che vivo di Marie Souzini e da paesaggio, a cultura, che è a cultura che viene comunque mette tutto il discorso di femminismo e di emancipazione che all'epoca era assai avanzato, penso. Ma comunque quando vivo a Corsica di Marie Souzini, vivo la sposata, tutto vivo un strato di montagne e poi da una banda e poi sul mare che è una tramizzata, che è un altro muro che esiste e invece chi quando consideri un autore come te o come Marie Ferranti o come l'altro vivo comunque un sguardo dalle isole intermedi che sono tanti salti, tanti ponti e ci vedo anche una continuità, non ci vedo mica quanto questa cultura qui. Non è un paesaggio stesso, che crea letteratura e che crea un discorso letterario in continuità. Ma se uno guarda la storia, giusto appunto la storia, quella più recente, si vedeva che cose che sono presentate oggi come noi datamante sono state conciliate 20 anni fa. Per esempio? Tutto ciò che l'ha fatto riacquisto, tutto ciò che l'ha fatto riacquisto, queste cose non sono epoche di operazione interisolane, euro-mediterranee, esistono queste. Invece qua si sente di fermo qualcosa noi. E spesso sono gente che hanno principiato più presto. Bene di che spesso la realtà di ciò che noi capiamo è interpretato da un'epoca di correnti che sono forse opposti e che ci danno un contrario in maniera momentanea, un contrario di ciò che ne abbiamo già avanzato. Agree. Io la penso. Puoi illustrare Pinuccia? Non è mica parlare di ciò che noi facciamo, di mettiamo qui, le pubblicazioni che noi facciamo qui, già degli anni 90. E oggi? E oggi si facciano, ma si facciano con difficoltà tamane. Dunque, pensi tu che c'è quantunque una forma di, come di piantata, di freno, no, d'allentamento? Penso che c'è ogni generazione, ogni leva, forse una mica ricevuto abbastanza di ciò che era prima. E c'è una specie di
di complessità di ciò che è la vita. E la vita dell'individuo come la vita dei popoli. Per allargare la pena e per parlare di noi di Corsica, non saresti mica in traccia di lì che come non c'è mica stato a leva che ha suitato a leva di anni 20-30 di traino di guerre, che è ciò che è una generazione perduta, tu diceresti appena di noi che ora questo un'emica in via di chi ha creato una leva. No, ha creato, ma la creazione deve essere dopo constatata dappertutto. Or si vede che ci sono sempre i discorsi che facciano che addirittura di Lucia, parla di questo, e sempre posano mica a mintare un nome di Lucia, ciò che faceva di Lucia, e sempre in azione dell'identità individuale e sempre di noi nell'identità collettiva. Terribile questa di Lucia, non c'è maniera. Non c'è maniera. Dunque, ultima domanda qui abbiamo parlato di Maria Susini, ma tu teni a minta che Maria Susini ha una forma di conseguenza o una forma di seguito in ciò che si passava tra il corso francese in letteratura. Ti teni a cuore di amintà appena questa tematica qui in chiusura. Sì, perché ciò che abbiamo potuto dire a un momento dato, perché c'era una diglosia accettata diciamo dalla realtà che era quella di prima. Vale a dire che in certe situazioni non si parlava mica un corso. Una letteratura corsa non poteva mica essere in corso. Questa si vede fatta in corso, questa si vede al XIX secolo, per via di cose come, non lo so, travagli come quelli fatti a fine del XIX o dopo dai principi, si vede che dopo sono abbandonati. E si vede che dopo c'è una tendenza a considerare che questi momenti così c'è da cacciare. E dunque non c'è più a scrivere in francese. Si sente gente che dice così, c'è più a scrivere in francese perché è francese, ci vuole scrivere solo in corso. Ma quantunque oggi la consente un'anta, più a Jean-Guy Lamoni o François Xavier Renucci, la consente in giro un vatto di chi si chiama letteratura corsa, tutto ciò che tocca all'immaginario collettivo corso, qualsiasi lingua. C'è quantunque una forma di consenso generale in Nantaque. Sono pochi quelli che dicono che non ci vuole mica scrivere in francese, quando l'uomo si rivendica di espressione letteraria corta. No, non la so. No, io voglio, per rispondere a questa domanda, vorrebbe fare urgenza di ciò che esce, di ciò che è scritto, di ciò che esce, e poi dopo guardare quale sarà a diffusione di queste cose così. Penso che a questo titolo qui siamo in crisi. Siamo in crisi, ma siamo in crisi poi un pezzo. D'accordo, ma penso che c'è quantunque una calata dopo riscritti in lingua corsa. Con un nuovo fenomeno quantunque di traduzioni, una specie di traduzioni a stessa opera, discussione che ne abbiamo avuto
tante volte. E la traduzione non si può negare la traduzione. No, si può mica negare. Invece ciò che spesso minaccia è avere ragione. Quando si vede chi ha ragione in lingua corsa di meno adoperata che quella francese, c'è questione da porre, tanto più che c'è un'educazione scolare che un'amica ha possibilità, si lava malgrado possibilità che sono giunte, un'amica ha possibilità di a scuola veramente non da dura, assai diciamo, realista e di creazione come è stata al momento tempo. Forza pa finisce da un punto di vista di considerazione in l'opera di Alascita, ma io di Marie Susini. Da te ci vorrei fare qualcosa un fatto di coltivarla, di mantenerla in dei studi corsi, ci vorrei fare un colloquio per esempio. Mi pare che non sarebbe mica inutile, giusto appunto per aumentare se delicatezze, se sottilità che ci vuole ammettere in letteratura, perché spesso si pensa alla letteratura come diciamo, un specchio esattissimo della realtà, invece ci hai fatto vedere le domande che ti arrivate, ci hai fatto parlare dell'individualità che è capace a inventare anche una realtà che non è mica verificata da un reale. La letteratura è una bugia, dici sempre. Ecco. Dunque, chiamala un po' per un colloquio, una manifestazione in giro a Marie Susini, autori maggiori di letteratura in generale e di letteratura di espressione francese in particolare. Forse una parola di conclusione per questo momento squisito che abbiamo avuto. Un momento squisito non per me, ma una difficoltà che io non posso mica sperdere tutto ciò che ho da dire da questa perché bisognerebbe a pubblicare tutti i documenti che ho potuto ammirare attraverso vorrei avere una fare che ho fatto tanti fa, quindi ciò che aveva fatto per presentare Moscia la camera di noi. di una discenteria, Vabbè. Dunque qui è una specie di schema di... la confermer la cosa. Fa come lo fa? Te lo puoi dire. No, è una cosa. Ok, dunque abbiamo fatto che sfiora appena tutte le potenzialità che c'è da dire nella Marie Susini e la sua opera e dunque forse appuntamento un assaggio nella particolare e poi forse apre di noi le possibilità di qualcosa di più largo e soprattutto nella i contenuti e l'opera letteraria di Marie Susini. Ecco, dunque, piantiamo qui, vi ringraziamo
e appuntamento per un'altra stonda a un altro marco. A Beci. A Beci. Erami giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti, valori a cristallo, un sogno cittadella, un vuli a stanciare.